appuntamenti di domenica 22 marzo. Nella sala Garaventa della Società Economica di Chiavari c'è la mostra di Cristiano Senno, Segno, Intreccio, Colore, una ricerca d'armonia. Si può visitare dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. La conferenza Unità e Resistenza, le donne che contribuirono alla storia d'Italia è allo spazio aperto di Via dell'Arco di Santa Margherita Ligure, l'inizio è alle 10:30. Domenica mattina al Cinema Sivoli di Genova alle 10:30 Arco, un'amicizia da salvare di Ugo Bienvenu, alle 11 Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese, alle 11:15 Hamnet nel nome del figlio di Chloe Zhao. A Santa Margherita Ligure c'è la festa di primavera, alle 11 sul lungomare di Ghiaia al concerto della Filarmonica Colombo, dalle 15 distribuzione gratuita di Frischeux, dolci e salati e musica. Al Teatro delle Clarisse di Rapallo c'è un concerto con composizioni di Beethoven, con Pier Domenico Sommati al violino e Guido Bottara al pianoforte. L'inizio è alle ore 12. Primo incontro del Cineforum a ingresso gratuito Vedendo una fiaba, Palazzo Fasce Rossi di Sesti Levante, alle 16 appuntamento con La forma dell'acqua di Guillermo del Toro. Ultima giornata del Festival dei Sentieri Terre Millenari, alle 16:15 all'Auditorium San Francesco di Chiavari la cerimonia di chiusura con il concerto del coro Aeroplani di Carte Ensemble diretto dal maestro Andrea Maucci. Al Teatro Garage di Genova c'è lo spettacolo Cronicomica familiare di Renira Your Comedy APS, l'inizio alle 17.